Si definiscono le gerarchie in questa 16ª giornata del girone B di promozione. In zona playoff infatti sono appaiate nel giro di 2 punti tutte e 4 le compagini che la formano e oggi sul campo dello stadio Negrotto si sfidano il Baiardo, secondo in classifica a 25 punti, e il Serra, quinto a 24. Il Baiardo ha vinto una sola volta in trasferta e dovrà quindi invertire questa tendenza se vuole quantomeno rimanere dietro ad un Molassana sempre più sola al comando. I gialloblu invece cercheranno di ribaltare la scala dei valori di questa speciale classifica e candidarsi lei al ruolo di inseguitrice della capolista. Partita che inizia a ritmi subito alti che scalda l'infreddolito pubblico sugli spalti del Negrotto, ma la prima azione concreta è solo al 26esimo con Lobascio servito da un bel filtrante rasoterra. Il suo tiro diretto al secondo palo è potentissimo ma impatta sulle mani di Belloro che vola e salva un pallone destinato al 7, grandissimo gesto tecnico del numero 1 neroverde. 10 minuti dopo però il duello fra Lobascio e Belloro si ripropone, stavolta è il numero 9 ad avere la meglio. Il bomber di casa viene servito sul filo del fuorigioco, a tu per tu col portiere, stavolta non può sbagliare. Tiro piazzato di piatto e 1-0 per il Serra, 13esimo gol per Lobascio che si riconferma goleador anche nelle sfide che contano come quella di oggi. Gli ospiti però non si fanno fiaccare e cercano subito il pareggio, tiro da fuori area insidiosissimo per i neroverdi che a 2 minuti dal 45esimo colpiscono la traversa. Ripresa che ricomincia sugli stessi ritmi, con tutte e due le squadre che non rinunciano al pressing, ma col Baiardo che prova a tenere il pallino del gioco ma senza riuscire a entrare nell'area avversaria. È proprio per questo che il gol del pareggio arriva dall'azione di un singolo, da fuori area. Rosselli trova lo spazio e si inventa un tiro spettacolare. Dalla sinistra cerca il palo più lontano e lo trova, palla che si insacca dopo aver superato un incolpevole Fuselli. Il Baiardo ha la palla della vittoria al 92esimo, punizione battuta da Poggi che prende uno strano giro e impatta sul palo. Sulla ribattuta nessuno interviene, occasione sprecata. Ma il Serra non commette questo errore e non spreca l'ultima palla gol negli ultimi secondi della partita. In contropiede Re mette la zampata nel mucchio e fa esplodere la gioia dei tifosi. Finisce 2-1. Il Serra vince nell'ultimo dei minuti di recupero in questo spareggio della zona playoff.